Il primo incontro vicariale della visita pastorale nelle comunità della zona di Graveglia e Sturla è stato quello con i giovani. Un dialogo aperto, semplice e schietto con il pastore della diocesi, iniziato con il filmato sul campo estivo vicariale della scorsa estate. I ragazzi, divisi nei 4 ambiti da cui è composto il vicariato, hanno preparato alcune domande per Monsignor Tanasini, esprimendo i desideri per la loro vita di fede e per il cammino che stanno affrontando nello studio e nel lavoro. Ci siamo impegnati per ricercare un po' questa domanda da porre in questo momento di difficoltà che il nostro gruppo un pochino sta affrontando per le scelte che dobbiamo prendere nella vita, sia a livello che lavoro andremo a fare, sia per il percorso che facciamo, visto che siamo anche animatori, quindi se davvero crediamo in quello che insegniamo ai ragazzi, cerchiamo di trasmettere loro. E i giovani hanno bisogno di sentire la parola di una persona che in mezzo a noi è padre, è pastore, e abbiamo bisogno, credo davvero, della sua saggezza per poter continuare il nostro cammino. L'incontro della sera è stato preceduto la mattina da un altro appuntamento dedicato ai più giovani, ovvero ai ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Cresima in Val Graveglia. La messa è stata l'occasione per un nuovo incontro con le 10 parrocchie di questo ambito che hanno avuto modo di dialogare con il Vescovo nel corso di un'assemblea alcuni giorni fa. Monsignor Tanasini ha amministrato il sacramento della Cresima a 11 ragazzi. Per loro ha formulato un suggerimento traendo spunto dalla liturgia del giorno e dall'invito di Cristo ad amare i propri nemici, una cosa, ha detto, che sembra da supereroi. Col sacramento della Cresima, con il dono dello Spirito Santo, noi siamo uomini celesti. Uomini celesti vuol dire come Cristo. Immaginate come sarebbe bello il mondo in cui viviamo se davvero noi seguissimo questo esempio, questo modo di vivere. La celebrazione si è tenuta nella chiesa parrocchiale di Pontori. Ci sono tanti giovani, ci sono tante nuove famiglie, negli ultimi anni si sono fermate tante famiglie che hanno riattivato un po' la popolazione con gioventù, via. C'è una piccola realtà però bella unita, ecco.